Una buona giornata, ben trovati, eccoci in diretta, prima edizione, in questo 1° marzo, sabato, tanta cronaca anche oggi, come sempre molti collegamenti dal territorio. Da una parte la cronaca, dicevo, dall'altra è l'ultimo weekend di Carnevale, quindi andremo anche a Venezia più tardi a vedere come sta andando, perché ci sono misure di sicurezza imponenti, perché si attende in laguna come sempre un afflusso importante di turisti e visitatori, perché il Carnevale è alle battute finali, quindi insomma andremo a vedere com'è la situazione con il nostro Filippo Fois. Tra pochissimo vi mostrerò anche le immagini del bancomat fatto saltare nella notte a Cimadolmo. Purtroppo si ripropone questo fenomeno, con l'intero centro del paese naturalmente svegliato dal botto. Ma subito, perché la vedo già pronta in diretta, direi di andare in Viale della Repubblica a Treviso, perché c'è un flash mob degli ambientalisti, in particolare di Alleanza Verdi Sinistra, contro la cementificazione del territorio. Sappiamo che c'è un cantiere in corso per l'ennesima struttura commerciale. Ci dice tutto Francesca Bozza, che vedo già collegata con Francesco Ceroni in diretta. Francesca, a te. Buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori. Insieme a me in questa manifestazione di Alleanza Verde Sinistra, Europa Verde e Sinistra Italiana ci sono Andrea Zanoni, consigliere regionale di Europa Verde, buongiorno Zanoni, e il capogruppo in Consiglio regionale di Europa Verde, Renzo Masolo, buongiorno anche a lei. E innanzitutto partirei sulla location scelta per questa manifestazione, che non è una location, non è un luogo scelto a caso, Zanoni. Qui dietro di noi c'è un prato di circa 3 ettari dove verrà fatta una lottizzazione di 32.000 metri quadri. Si parla della lottizzazione Colbe, ancora un nuovo supermercato. E poi perché davanti a noi lì c'era un prato di 5.000 metri quadri e dall'11 febbraio sono partiti i lavori e abbiamo questo prato che è stato distrutto sotto i colpi delle ruspe per fare che cosa? Un altro supermercato. Supermercato alle nostre spalle, supermercato davanti, un supermercato c'è già. Pensate che in provincia di Treviso abbiamo una densità di supermercati che è già doppia. Quindi già diciamo con questa situazione attuale è già doppia rispetto alla media nazionale, e qui se ne vogliono fare diversi altri. È una cosa inammissibile, perché questi prati, queste poche aree verdi del centro cittadino dovrebbero essere convertite a parco pubblico. Ormai i cittadini respirano polveri da tanti anni, anche in violazione della legge, hanno bisogno di mantenere un minimo di qualità della vita, quindi non è certamente con i nuovi capannoni, i nuovi supermercati che si risolvono le cose. Tra l'altro Ascom ha dichiarato proprio la settimana scorsa che a Treviso hanno chiuso 27 attività. Quindi aprono i supermercati e poi le piccole attività chiudono. È un assurdo che dovrebbe essere bloccato. E perché siamo qua? Perché tra poco in Consiglio regionale andrà in votazione il progetto di legge 244, che lo chiamano Veneto Sviluppo Sostenibile, e in realtà è un qualche cosa che lascia inalterato tutto, perché lascia inalterato anche quello che dice l'attuale legge contro il consumo del suolo, che ad esempio dice che questo prato qua è già consumato, perché l'hanno chiamato consolidato, diritti acquisiti. Ma quali diritti acquisiti nell'epoca dei cambiamenti climatici, quando tutto deve essere messo in discussione e quando ogni bomba d'acqua i cittadini si trovano allagati, praticamente devono abbandonare i propri garaggi, le case? È successo anche proprio qua in comune a Treviso. Ecco, e quindi Masolo, che cosa chiedete voi, visto che questa legge 244 non risolve il problema? Allora, noi siamo qua con AVS, ma con tutti i cittadini e le cittadine sensibili al tema, e anche con le associazioni che sono venute qua oggi per dire stop consumo di suolo. Noi, attraverso la battaglia che faremo alla legge 244, che è una legge che tra l'altro è stata, se arriverà in aula, arriverà fuori tempo massimo, perché ormai siamo a fine legislatura, c'è bisogno di una vera riforma sul consumo di suolo e di una legge
nazionale. Per questo noi daremo battaglia per far capire che questa legge di semplificazione non risolve il problema, non blocca il consumo di suolo, e noi invece vorremmo dimostrare come Alleanza Verdi e Sinistra che abbiamo bisogno di un altro modello di sviluppo molto più sostenibile, ma che tra l'altro può anche creare più occupazione, perché questa è un'occupazione che scoppierà in una bolla fra pochissimo, che scoppierà perché questo sistema di sviluppo e di urbanizzazione non è più sostenibile, per cui su questa legge VTS, Veneto Territorio Sostenibile, non c'è più nulla di sostenibile, e noi vorremmo dimostrarlo soprattutto anche per il prossimo mandato, perché siamo pronti, abbiamo le idee chiare e vorremmo dimostrare il nostro modello, che è molto diverso, molto più sostenibile, molto più vicino all'ambiente, al lavoro, all'occupazione e allo sviluppo, che però è uno sviluppo lungimirante. Velocissimo Zanoni, quarto lotto, voi anche qui promettete battaglia. Sì, il quarto lotto è un altro obbrobrio, perché si tratta di andare a distruggere l'ultima campagna intatta del comune di Treviso, con una strada che per 3 chilometri, che non risolve il problema del traffico, ci porta via 60 milioni di euro. Ma voi vi rendete conto quanto potremmo fare in termini di sicurezza stradale, marciapiedi, piste ciclabili, rotonde, per i cittadini, per evitare i problemi del traffico e aumentare la sicurezza di questi cittadini con quei 60 milioni. E poi sono altri 3 chilometri che non risolvono il problema, perché spostano il traffico dalla Castellana alla Feltrina. E dopo cosa lasciamo alle future generazioni? Altri 3 chilometri di strada da mantenere, perché tutte queste opere hanno un costo di manutenzione elevatissimo, e abbiamo visto purtroppo più volte, vedi Cavalcavia di Mestre e vedi Ponte Morandi, che spesso i soldi non ci sono per fare le manutenzioni e poi succedono i disastri. Quindi no, basta queste. Quindi cosa farete per dire no? Noi ci organizzeremo, perché vogliamo far capire all'amministrazione comunale e ai cittadini che quella è un'area importante, che potrebbe essere convertita a distretto biologico. Ci sono già 2 aziende che producono biologico, tuteliamo i campi, abbiamo bisogno per le future generazioni di cibo a chilometri zero, non di asfalto e cemento. Grazie a Renzo Masolo, grazie ad Andrea Zanoni da Treviso, dalla rotonda di Treviso. È tutto, la linea può tornare a te. Grazie a Francesca Bozza e Francesco Ceron, grazie agli ospiti naturalmente. Vi abbiamo mostrato in diretta davvero quello che sta avvenendo in questi istanti in strada Ovest con questa protesta. Allora vi anticipavo che alle prime luci dell'alba di oggi, erano le 6 circa, in via Roma a Cimadolmo, quindi la strada principale del paese, alla Banca Prealpi, alcune persone travisate dopo aver oscurato la telecamera del sistema di videosorveglianza dell'istituto di credito hanno fatto deflagrare la cassa continua utilizzando un congegno esplosivo, una cosiddetta marmotta. Il danno si è limitato alla sola struttura perché i malviventi non sono riusciti ad asportare denaro dal distributore automatico. Vedete i danni ingenti che hanno causato naturalmente con questo tentativo, con questo scoppio, per poi andarsene a mani vuote. Si sono allontanati a bordo di un'autovettura le cui caratteristiche non sono state al momento indicate. Sul posto i carabinieri dell'aliquota operativa della compagnia di Conegliano. Il nostro Christian Arboit, che è andato sul luogo, ha raccolto anche la testimonianza del sindaco di Cimadolmo Giovanni Ministeri, che vi proponiamo. Caccia a un'Audi nera, conferma? Sì, lo confermo. Dalle prime immagini che abbiamo visto l'indicazione è quella. Sappiamo che sono 4 persone, travisate, vestiti in maschera. Comunque stiamo lavorando per ricostruire tutto. Ecco, quindi le immagini sono setacciate in questi minuti, in queste ore dai suoi vigili e verranno trasmesse ai carabinieri. Sì, stanno controllando tutto, quindi le immagini saranno setacciate e messe a disposizione sia dell'autorità giudiziaria che delle clienti. L'esplosione è stata fortissima. Alle 5:46 le persone sono rimaste toccate, specialmente le famiglie che abitavano sopra la banca, si sono svegliati con un botto tremendo e giustamente lascia l'impatto anche a livello psicologico. E qualcuno ha visto qualcosa? Beh, sono sempre fattori delicati, le persone parlano in separata sede e parlano in maniera riservata, perché hanno sempre un po' di paura, di ritorsioni o di altre cose, ma stiamo acquisendo notizie che verranno poi riferite.
Così dunque Giovanni Ministeri, sindaco di Cimadolmo, l'avete sentito, raccolto dal nostro Christian Arboit, i dettagli di questo episodio e vedremo anche se ci sono stati eventualmente altri colpi nella notte, ve li daremo nel corso dei telegiornali di questa sera. C'è un aggiornamento di cronaca invece legato al delitto Cecchettin, perché Filippo Turetta, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Giulia, lo sapete, la studentessa di Vigonovo, è stato trasferito nei giorni scorsi dalla sezione protetta del carcere di Montorio a quella comune. I suoi legali sono preoccupati. Sentiamo i dettagli da Federico Fusetti, che vedo già collegato in diretta da Padova con Federico Cibotto. A te, buongiorno. Buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori. La notizia arriva da Montorio Veronese, quindi dal carcere nel quale Filippo Turetta, condannato all'ergastolo, è rinchiuso da praticamente fine novembre del 2023, quando cioè fu fermato in Germania dopo essere fuggito dopo aver ucciso l'ex fidanzata Giulia Cecchettin. La notizia che trapela dall'ambiente penitenziario è che Filippo Turetta è stato trasferito dal reparto cosiddetto protetto, l'area protetta, al reparto comune, quindi non più diciamo in una zona riservata, ma quindi ora è tra i detenuti comuni. Questo è trapelato in queste ore, sarebbe avvenuto il trasferimento alcuni giorni fa, e la motivazione sembra sia legata a un problema di sovraffollamento di quell'area, quindi c'erano dei posti da liberare e Turetta è stato trasferito per proseguire, si può dire, un percorso all'interno dell'area comune del carcere. Non ci sono commenti da parte dei legali, anche se insomma sembra che la volontà sia quella di evitare un ulteriore clamore mediatico che ogni volta che una notizia riguarda Turetta o Giulia Cecchettin insomma si riaccende. Questo è inevitabile. Tra 40 giorni circa, lo ricordiamo, verranno anche depositate le motivazioni della sentenza di condanna all'ergastolo, quindi sicuramente anche in quel momento ci saranno di nuovo riflettori accesi su questa vicenda che ha scosso davvero l'opinione pubblica alla fine del 2023, quando avvenne l'omicidio di Giulia Cecchettin e pochi giorni dopo la cattura di Filippo Turetta. Insomma, per il momento questo è quello che arriva dal carcere di Montorio Veronese. Lina, ti restituisco la linea. Grazie Federico Fusetti, Federico Cibotto per questi aggiornamenti. Allora, cronaca ne abbiamo moltissima, ma facciamo un flash da Venezia, perché ci sono misure di sicurezza naturalmente imponenti in città per far fronte all'afflusso di visitatori e turisti che sicuramente in questo ultimo fine settimana di Carnevale e poi verso il martedì grasso, invaderanno la laguna. Allora, Filippo Fois, come sta andando la situazione? Filippo è lì con il supporto tecnico di Sandro Ponchio, vediamo già un bel via vai alle tue spalle. Sì, buongiorno Rina, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. C'è veramente un bel via vai, lo vedete alle mie spalle. Quello che vedete alle mie spalle è il ponte di Rialto. Noi siamo qui da circa una mezz'oretta, possiamo assicurarvi che il flusso che vedete, chi sta arrivando nella nostra direzione, chi va verso Piazza San Marco, questo flusso alla vostra sinistra è pressoché costante oramai da un paio d'ore. Questo per dire che si possono fare tutti gli sforzi che si vogliono, ma alla fine la gente comunque continua ad andare nelle solite 2 o 3 zone di Venezia. Vedete anche che, come si usava anche in altre occasioni, il flusso è stato diviso in 2 sensi di marcia, a sinistra e a destra, che non erano stati stabiliti nella prima famosa domenica di Carnevale, quella con 175.000 visitatori, in cui il ponte poi alla fine era andato al collasso. Lì c'era stato un afflusso veramente molto grande, ma io credo che saranno le stesse cifre che più o meno si registreranno durante questo fine settimana. Noi siamo tra l'altro in compagnia di Marco Borghi, che è il presidente di Municipalità di Venezia, Murano e Burano. Borghi, che cosa si sente di dire vedendo la scena che è alle nostre spalle? Ma la scena è ricorrente, ripetuta, la conosciamo da ormai anni. È una scena che, come dire, dichiara una incapacità organizzativa, gestionale dei flussi. Quello che a noi riteniamo insoddisfacente è proprio una
mancata pianificazione e ovviamente le ringhiere possono servire ma limitare quello che invece dovrebbe essere una progettazione in queste giornate che sono dichiaratamente sovraffollate. Qualcuno potrebbe dire come si fa a gestire una folla, perché voi, ve lo ricordo ancora, tutta questa gente che vedete arrivare poi finisce in piazza San Marco. Come si fa a gestire una folla di questo genere? Solamente la capacità ricettiva del Comune di Venezia è di 90.000 posti letto turistici, in più arrivano anche 60, 70.000, 80.000 visitatori giornalieri, come si fa? Ma intanto bisogna fare, come dire, degli studi sui carichi di soglia, non per chiudere la città, ma per capire esattamente che tipo di sostenibilità può avere la nostra città in questi giorni. Studi che non mi risultano esserci, o se ci sono parziali, e su quelli fare dei ragionamenti concreti, empirici, indirizzare le masse che arrivano sostanzialmente da 3 punti, la stazione, Piazzale Roma e il Tronchetto, e appunto organizzare un piano operativo. Questo richiede capacità, risorse, ma è inevitabile, perché sennò la gente a un certo momento va per gli affari suoi, collassando anche altri punti della città molto più stretti e molto più inaccessibili. Infatti noi potremmo anche dare un esempio: se Sandro Ponchio si gira da questa parte, vedete che per esempio questa calle è completamente deserta, da altre parti non si passa letteralmente, altre ancora invece sono completamente deserte. Questa potrebbe essere una via anche un po' di sfogo, però insomma oramai siamo arrivati a una situazione che forse è una città che ha sempre meno abitanti e sempre più turistica e viene usata. Tra l'altro è una città fisarmonica, perché abbiamo visto che questi flussi si registrano solo nel fine settimana, poi durante la settimana la città è sostanzialmente vuota. Sì, concordo pienamente. Allora è una città che è diventata, come dire, attrattiva solo ed esclusivamente in alcuni periodi settimanali, il sabato e la domenica, durante alcune festività, e è proprio una discrepanza con invece un turismo che dovrebbe essere, per noi è una risorsa, ma spalmato in tutti i mesi dell'anno e in tutti i giorni dell'anno. Questo è un turismo che invece è un mordi e fuggi, che sostanzialmente di risorse ne porta poche. Poi abbiamo visto anche maschere, abbiamo visto veramente poche anche in questa folla che sta arrivando. Va bene, noi avremo poi naturalmente tutti gli aggiornamenti su questa giornata nel corso dell'edizione del telegiornale di Antenna 3 di Venezia. Lina, io per il momento ti restituisco la linea. Grazie a Filippo Fois e Sandro Ponchio, grazie all'ospite naturalmente per questi aggiornamenti. Avete visto, a Venezia si sta già riempendo di gente, naturalmente in questo ultimo fine settimana di Carnevale, e come detto vedremo poi come andrà la giornata nel corso dei nostri telegiornali. Allora torniamo alla cronaca adesso. Lo scorso 23 novembre moriva in una piscina termale di Teolo Pupa Luxardo. Servizio realizzato dalla nostra redazione di Padova, ereditiera della famosa azienda di distillati. Ora è arrivato l'esito dell'autopsia. Pupa Luxardo è morta annegata. Sarebbe questo l'esito dell'autopsia sul corpo dell'82enne, componente della famiglia, fondatrice della distilleria di Torreglia. La donna aveva perso la vita nella piscina termale di un albergo di Teolo e inizialmente si era pensato ad un malore. Erano stati gli altri frequentatori della piscina, lo scorso 23 novembre, ad accorgersi che Pupa Luxardo era in difficoltà e l'avevano soccorsa, ma nonostante l'intervento dei sanitari del SUEM 118 era aspirata poco dopo. Nel registro degli indagati, con l'ipotesi di omicidio colposo, sono iscritti la badante, il bagnino e il titolare dell'hotel. Pupa si trovava in albergo da alcune settimane per seguire un percorso di riabilitazione. Ora le indagini si concluderanno con la relazione medica, che probabilmente aiuterà a ricostruire meglio la dinamica dell'incidente, e quindi i magistrati dovranno accertare le eventuali responsabilità sul piano della sicurezza. C'è una svolta nelle indagini per la morte di Mattia Quada, il bimbo di 8 anni del Lido di Venezia, deceduto nel dicembre del 2023. Il pubblico ministero ha chiesto l'archiviazione. Mattia Quada, il bimbo di 8 anni deceduto nel dicembre 2023 all'ospedale civile dei Santi Giovanni e Paolo di Venezia,
è morto per le conseguenze di un edema cerebrale massivo fulminante. Dalle indagini non sono emerse inadempienze da parte dei sanitari che in quelle ore drammatiche si sono succeduti durante il ricovero del piccolo. Sulla base di queste conclusioni, da parte dei propri consulenti di parte, la Procura di Venezia ha chiesto l'archiviazione per il caso del bambino del Lido di Venezia, morto in conseguenze drammatiche, una vicenda che ha lasciato sgomento tutto il Lido, dove abitava Mattia con la sua famiglia. Ora le indagini arrivano ad una svolta. La famiglia di Mattia, come annunciato dai legali Augusto Palese, Renato Orbellini e Gianluca De Biasi, si opporrà a questa richiesta di archiviazione. Per la famiglia Coada il caso non è chiuso. Rispettiamo la decisione della Procura di Venezia di richiedere l'archiviazione, ma non la condividiamo in quanto si basa su conclusioni dei propri consulenti di parte che sono diametralmente opposte rispetto alle conclusioni del nostro collegio di medici legali e di specialisti che invece ritengono assolutamente vi sia nesso eziologico con il decesso del povero Mattia Coada. Secondo la Procura, nessuna inadempienza è emersa anche da parte dell'URSS 3 Serenissima. Ci sono ora 20 giorni di tempo per la famiglia per opporsi alla richiesta di archiviazione. Poi la parola passerà al giudice. Chiedendo vengano svolte ulteriori indagini e venga disposta una perizia super partes. Nel contempo porteremo avanti le nostre richieste risarcitorie in ambito civilistico assicurativo per la responsabilità strutturale. I familiari del povero Mattia Coada impiegheranno ogni sforzo per ricercare la verità e per ottenere giustizia. Lotteranno perché non avvengano più tragedie di questo tipo. Allora, abbiamo aperto la nostra edizione con il flash mob dei Verdi in Strada Ovest a Treviso contro l'ennesima struttura commerciale. Il tema tiene banco con altri, naturalmente, altre strutture che stanno per sorgere anche a Bassano del Grappa, perché giovedì arriverà in Consiglio Comunale l'accordo pubblico-privato che porterà alla costruzione dell'ennesimo supermercato in via Colombo. Siamo nella cintura cittadina. I commercianti hanno già bocciato il progetto, ora anche le associazioni ambientaliste del territorio, vedete anche in questo caso, sono scese in campo criticando aspramente il nuovo episodio di consumo di suolo. Laggiù a circa 200 metri sorgerà un'altra area commerciale. Questa almeno sarebbe l'intenzione di quanto è sul tavolo del Consiglio Comunale. Lo sarà in questo giovedì 6 marzo, la convocazione della riunione. È prevista una permuta per la destinazione d'uso da un'area che è in zona Marchesane, appunto qui in una laterale di via Cristoforo Colombo. Io sono con Arianna Toffanin e con un gruppo di cittadini che spontaneamente si sono radunati, non necessariamente residenti in questa zona, per dire no a quest'area. Perché, Arianna? Sì, il sentore comune è quello un po' di delusione, cioè la reazione è dire ancora facciamo un'ulteriore area commerciale in una zona già molto sotto pressione dal punto di vista banalmente del traffico della zona, e non riteniamo che questa sia una decisione utile alla città e di cui Bassano ha bisogno. C'è una questione di traffico, c'è una questione di cementificazione. Sì, anche quello della cementificazione è certamente un tema, perché un suolo perso è un suolo che non è mai più recuperabile e la quantità di suolo che in prospettiva potremo usare sarà sempre di meno. Quindi ci chiediamo, vogliamo veramente usarlo per un negozio che si inserisce in un contesto di già luoghi sfitti, abbandonati? Vogliamo usare nuovo suolo? Qui siamo appunto a poca distanza dalla trafficatissima via Colombo, ma comunque già in aperta campagna, e si sente subito la differenza, si sente il traffico laggiù, traffico che potrebbe aumentare. Potrebbe aumentare. L'intervento di questo tipo per normativa non richiede che venga fatto uno studio dell'impatto sul traffico e la viabilità, però chiaramente andrà a impattare il disagio già esistente di tutte le persone che qui non solo vivono ma transitano giornalmente.
Questo tema è già stato fonte di dibattito tra le varie forze politiche in queste settimane e giovedì appunto voi anche a essere presenti al Consiglio Comunale. Certamente, giovedì alle 6:30 si riunisce il Consiglio Comunale e i consiglieri saranno tenuti a votare per dare un ulteriore sì a questa decisione. Noi invitiamo i cittadini sensibili al tema a dimostrare il proprio interesse presenziando al Consiglio Comunale di giovedì. Allora, seguiremo ovviamente la vicenda. Per il momento da Bassano è tutto, con Alessandro Costacurta, linea a voi. Grazie a Mirko Cavallina, Alessandro Costacurta, grazie ai cittadini per questa testimonianza. Avete visto due contesti differenti ma stesso tema tra Treviso e Bassano. Allora, un paio di notizie di cronaca battute dall'agenzia ANSA prima di proseguire. I carabinieri di Barbarano Mossano, siamo nel Vicentino, hanno arrestato un cittadino nigeriano di 27 anni che, pur sottoposto alla misura cautelare dei domiciliari, è stato ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia e lesione ai danni della convivente, una connazionale di 26 anni. Dunque ai domiciliari picchiava la compagna. L'intervento dei militari è stato attivato dalla querela presentata proprio dalla vittima dopo un episodio di violenza domestica del 25 febbraio, un litigio per futili motivi in cui la donna era stata aggredita tanto da dover scappare dall'abitazione per la notte. Dunque c'è stato un aggravamento della misura cautelare a carico dell'uomo ottenuto dai carabinieri. E poi c'è un'altra vicenda ancora, ci spostiamo un po' più in là a Verona, perché i carabinieri anche in questo caso hanno effettuato l'arresto in flagranza differita, così si dice, di un 43enne calabrese da tempo residente nella città scaligera, in base alla legge salvavita per una serie di violenze sull'ex compagna, della quale era arrivato anche, pensate, a incendiare l'automobile. Il provvedimento è stato eseguito domenica scorsa ma è stato reso noto oggi. C'era stata un'escalation di aggressività, minacce, botte nei confronti della ex, anche alla presenza di minorenni e di altre persone, e poi l'incendio della macchina il 22 di febbraio. Dunque un'indagine non semplice, ma poi l'arresto, come si dice, in flagranza differita, che la legge ora consente nei confronti di questo soggetto evidentemente pericoloso. Fondamentale a quanto pare è stato anche l'aiuto della videosorveglianza. Allora andiamo all'economia adesso e alla politica, perché sapete che sono evidentemente strettamente legate. Anche in Veneto le microimprese, parliamo del 94% delle imprese presenti nella nostra regione, pagano l'energia elettrica, pensate, il 165% in più delle grandi imprese. Emerge dal focus realizzato per questo sabato. Sapete che settimanalmente l'ufficio studi della CGA di Mestre ci offre un punto di vista e dei dati su un fenomeno in particolare. Report, tra l'altro, che contiene anche i dati sulla povertà energetica delle famiglie. Sentiamo le parole del coordinatore dell'ufficio studi, Paolo Zabeo. Il governo ha fatto bene a introdurre i bonus per mitigare il caro bollette, ma se anche in Veneto le microimprese pagano 2,5 volte in più l'energia delle grandi aziende, è evidente che bisogna intervenire legislativamente per redistribuire il carico, soprattutto delle tasse e degli oneri. Anche perché gli artigiani e i piccoli commercianti nel 70% dei casi lavorano da soli. Pertanto i rincari della luce e del gas li stanno pagando 2 volte. La prima sulle botteghe o i negozi dove esercitano l'attività, la seconda sulle utenze domestiche. Questo dunque per quanto riguarda le aziende di casa nostra, ma sappiamo che le aziende di casa nostra naturalmente sono strettamente legate per quanto riguarda il loro giro d'affari anche alla situazione internazionale, e allora naturalmente la politica di casa nostra reagisce a quello che è avvenuto ieri sera alla Casa Bianca con l'incredibile scontro Trump-Zelensky, dai toni naturalmente mai sentiti prima, e le ricadute che avrà nel futuro sia appunto in termini di guerra e pace purtroppo in Europa, sia in termini di serenità anche economica negli scambi tra paesi. C'è stato questa mattina il commento del governatore del Veneto, Luca Zaia, che andiamo a sentire.
Non è una questione di essere filorussi, perché la Russia è stata l'aggressore, però è inevitabile che a seguire Zelensky all'infinito si porta all'isolamento all'Europa e lasciamo liberi gli Stati Uniti, rischiano di diventare la nostra controparte a fare diciamo marintese con altre parti del mondo che a noi non sono amiche. Noi siamo amici degli Stati Uniti, l'export verso gli Stati Uniti vale circa 8 miliardi di euro come Veneto. Penso che ieri sera abbiamo capito delle cose fondamentali, che l'Europa non può continuare con questa guerra, non può sostenere questa guerra e penso che sia doveroso trovare la pace. Non ci sono altre vie di uscita, perché comunque le guerre hanno un inizio e una fine e questa guerra è già durata troppo, perché comunque i dati che ci vengono riportati sono di migliaia di persone che hanno perso la vita, oltre a tutti gli effetti devastanti nel mondo. Abbiamo visto lo stile di Trump. Trump è un businessman, l'abbiamo visto ieri con Zelensky. Trump va dritto all'obiettivo, parla con franchezza. Trump ha parlato di dazi, adesso l'Europa non minacci ma cerchi di andare a trattare. Trump non può rinunciare al mercato più grande al mondo che è l'Europa, che ha 450 milioni di abitanti. Trump sa benissimo che gli Stati Uniti senza Europa non sono gli stessi Stati Uniti. Trump sa benissimo che gran parte dei cittadini americani hanno origini europee e noi sappiamo benissimo che se abbiamo la democrazia lo dobbiamo anche al ruolo degli Stati Uniti nella seconda guerra mondiale. Quindi detto tutto questo, Europa e Stati Uniti sono amici, devono continuare con questa amicizia e io direi devono anche costruire relazioni tali per cui si dia vita a un vero asse, quello USA-UE. L'asse USA-UE è l'asse vincente nel mondo. E tuttavia c'è la grande preoccupazione per i dazi salati che il presidente americano ha già annunciato di voler imporre anche all'Europa, addirittura il 25%. Europa chiamata ora a trattare, l'Italia potrebbe giocare un ruolo importante, proprio il presidente del Veneto Zaia è intervenuto nelle scorse ore su questo tema insieme ad altri due esponenti politici, l'europarlamentare del Partito Democratico e suo ex collega governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini e Luca De Carlo, veneto, alla guida della Commissione Agricoltura del Senato. Sentiamo. Mentre l'Europa studia contromisure ai dazi al 25% annunciati dal presidente americano Trump, anche se al momento mancano le tempistiche e gli ambiti di applicazione, i diversi settori economici si interrogano su quelle che potrebbero essere le conseguenze. A pagare il prezzo più alto l'agroalimentare. Secondo un'analisi della Coldiretti, se i dazi dovessero interessare l'intero comparto, il costo stimato per le singole filiere sarebbe di quasi 500 milioni solo per il vino, 240 per l'olio d'oliva, 170 milioni per la pasta, 120 milioni per i formaggi. In questa fase diventano dunque fondamentali le trattative tra Stati Uniti ed Unione Europea, con l'Italia che potrebbe giocare un ruolo strategico. Nel G7 europeo, degli europei presenti nel G7, l'Italia è in assoluto il paese che non ha fatto campagna contro Trump. Diventiamo noi i pontieri, la porta d'ingresso in Europa, cerchiamo di dar vita a questo asse statunitense europeo, un asse USA-UE che potrebbe permetterci di fare grandi cose, non di fare angherie, ma grandi cose a difesa dei nostri mercati. Penso che gli Stati Uniti dobbiamo dialogare, sono degli amici, non dobbiamo guerreggiare, e invece dobbiamo stringere intese perché un asse USA-UE sarebbe un asse assolutamente che ci permetterebbe di fare grandi cose nel mondo, soprattutto arginare il pericolo cinese. Dialogo è la parola d'ordine anche per il senatore di Fratelli d'Italia Luca De Carlo, presidente della Commissione Agricoltura in Senato, concorde con il presidente Zaia sul ruolo dell'Italia al tavolo delle trattative nell'ambito di un'Unione Europea unita. Possiamo mettere a disposizione le nostre capacità diplomatiche per rafforzare il ruolo dell'Europa, ha spiegato De Carlo. Non trattiamo per noi, ma per l'Unione Europea. Adesso dobbiamo capire se siamo in grado di fare un accordo o di contrattare con loro, cioè se l'Europa è solo un'Europa della burocrazia oppure se è un'Europa anche in grado di sedersi a un tavolo con Trump e decidere quello che è meglio per gli europei. E su questo credo che l'Italia debba giocare un grande ruolo, proprio per il fatto di essere l'unico governo stabile in Europa e soprattutto quella che in Europa ha cambiato la visione dell'agricoltura. Dobbiamo batterci perché Trump non metta questi dazi al 25%, le parole dell'europarlamentare del Partito Democratico Stefano Bonaccini, membro della Commissione per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale e della Delegazione per le relazioni con gli Stati
Stati Uniti. Spero che il governo italiano non pensi che in nome dell'amicizia di Meloni con Musk e Trump possa non essere toccato se anche non venissero messi all'Italia, perché basta metterli alla Francia e alla Germania come faranno, e noi, essendo i primi 2 paesi di collocazione dei nostri prodotti, essendo noi la seconda manifattura d'Europa, saremmo drammaticamente colpiti. Io penso che la guerra commerciale complessivamente nel mondo non faccia bene a nessuno, per cui abbiamo bisogno di reagire non come singoli stati, reagire come Unione Europea, che è ancora oggi uno dei più grandi, sono il primo spazio commerciale economico al mondo, ma che ha troppa poca unità politica. Avete sentito dunque le posizioni. Ieri tra l'altro a Marghera c'era anche il segretario generale della CGIL Maurizio Landini, che ha parlato davanti alla platea del petrolchimico, perché poi naturalmente c'è tutto il tema del lavoro e dell'occupazione. Landini tra l'altro ha lanciato la campagna elettorale per i 5 referendum proprio sui temi di lavoro e cittadinanza sostenuti dal sindacato. Lo storico capannone del petrolchimico di Marghera è gremito e il segretario generale della CGIL Maurizio Landini parla a braccio per un'ora di fila. Il suo è un invito aperto a chiunque voglia sostenere i 5 referendum sul mondo del lavoro e sulla cittadinanza per i quali il sindacato ha raccolto le firme. La data del voto non è ancora fissata, ma sarà sicuramente tra maggio e giugno. Un voto che Landini presenta come una sfida decisiva per la riconquista di un lavoro tutelato, stabile, dignitoso e sicuro, in uno scenario di infortuni sul lavoro anche dall'esito mortale che in Veneto continua a mietere vittime. Siamo di fronte a una strage e per cambiare questa situazione bisogna cambiare il modello di fare impresa. Bisogna contrastare radicalmente l'appalto, il subappalto, e bisogna investire sulla formazione delle persone, sulla formazione delle imprese, e per quello che ci riguarda il referendum che abbiamo indetto ha proprio questo obiettivo, perché sancire che la responsabilità rimane in capo all'impresa che decide di appaltare è la condizione per ridurre gli infortuni e le morti sul lavoro. Questo capannone alle porte di Venezia è stato un luogo simbolo del sindacalismo italiano che ultimamente sembrava destinato a ridursi a testimonianza di un passato lontano. Oggi invece appare un avamposto per contrastare a colpi di referendum una giustizia sociale definita sotto attacco anche a livello internazionale. Landini è un fiume di cifre. Ad esempio nel 1990 c'era 1 milione di lavoratori part-time, oggi sono il quadruplo, spesso con un reddito lordo poco superiore ai 10.000 euro. I dipendenti pubblici hanno perso in 10 anni il 14% di capacità d'acquisto, il tutto in uno scenario generale in cui redditi bassi e precariato stanno diventando la regola. Le persone che hanno meno salario, meno diritti, meno reddito, una condizione precaria, di part-time, di sfruttamento ormai sono milioni, e quindi io credo che a tutte queste persone noi ci rivolgiamo, ma anche a chi sta bene, perché non è un voto solo per migliorare le proprie condizioni, ma anche per chi oggi ha invece un reddito fisso, un lavoro a tempo indeterminato e soddisfatto, deve far innescare quell'elemento di solidarietà con chi sta meno bene di lui, che non ha un lavoro stabile, per dare quei diritti che invece lui può godere. Queste le parole del sindacato. Allora noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, torniamo tra poco con altra cronaca. Ritorniamo in diretta da studio con la nostra prima edizione di oggi. Allora, un'altra notizia di cronaca battuta dalle agenzie poco fa. Siamo nel Bellunese, un 30enne che si trovava in prova ai servizi sociali è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile di Belluno, che lo ha trovato in possesso di dosi di hashish e chetamina. È stato controllato nel pomeriggio di giovedì nelle vicinanze dell'istituto scolastico a Belluno, e qui sta naturalmente la doppia gravità di quello che faceva questo soggetto. Dalla perquisizione personale domiciliare è stato trovato in possesso di dosi di stupefacenti per circa 20 grammi, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e un cellulare. È stato posto agli arresti domiciliari. Ieri pomeriggio il GIP del Tribunale ne ha disposto la custodia cautelare in carcere, dunque un presunto spacciatore con hashish e chetamina vicino alle scuole. Andiamo a Montebello Vicentino adesso. C'è stato un incidente stradale ieri sera, 2 auto si sono scontrate frontalmente, una ha concluso carambolando la sua corsa, ribaltata in un fossato a bordo strada.
Sono ancora ricoverati all'ospedale di Arzignano gli occupanti di una Ford Fiesta che ieri sera si è scontrata frontalmente con una Mercedes classe A. L'incidente stradale è avvenuto verso le 20 in via Lungochiampo a Montebello Vicentino. È stato necessario l'intervento anche di una squadra di vigili del fuoco per estrarre i feriti e mettere in sicurezza l'auto che è finita rovesciata in un fossato sul bordo strada. Il conducente dell'altra vettura è rimasto illeso. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale che ha effettuato i rilievi. E c'è un aggiornamento anche sulla tragica morte di Davide Rebellin, il campione di ciclismo, perché il camionista che lo investì poi fuggendo ha deciso di ricorrere in appello chiedendo uno sconto di pena dopo la condanna a 4 anni. Il dramma di Davide Rebellin si consumò il 30 novembre del 2022 a Montebello Vicentino, quando fu travolto e ucciso dal camionista tedesco Wolfgang Rieke, che poi si allontanò dal luogo della tragedia. Condannato a 4 anni di reclusione per omicidio stradale aggravato, oggi l'autista 64enne del TIR, che affida la sua difesa agli avvocati Enrico Ambrosetti e Andrea Nardin, punta a uno sconto di pena. La difesa infatti sosterrebbe che l'incidente sarebbe il risultato di un concorso di colpa e per questo presenta appello contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di Vicenza. Per i giudici, che nel frattempo hanno depositato le motivazioni della sentenza, la responsabilità sarebbe del camionista, ricoverato in una struttura a causa di un grave problema di salute. In un passaggio delle motivazioni emergerebbe che se l'autotrasportatore avesse inserito l'indicatore di direzione, si sarebbe attivata la telecamera posta sullo specchietto retrovisore e collegata con uno schermo in cabina, quindi il camionista avrebbe potuto accorgersi della presenza della bicicletta di Rebellin. Ed è davvero uno stillicidio di notizie riguardanti maltrattamenti, violenze nei confronti delle donne, perché prima di proseguire con i servizi vi leggo l'ennesima notizia di stamattina, ve ne ho già proposte 2 purtroppo e ce n'è una terza. Colpisce la compagna con un martello al culmine di una serie di maltrattamenti compiuti davanti al neonato della coppia e viene arrestato, così dice l'ANSA. L'episodio risale alla tarda serata di domenica 23, ma è stato riferito anch'esso oggi dai carabinieri di Verona. Questa chiamata era arrivata dalla zona industriale di Soave, una donna con in braccio un neonato che aveva bisogno di aiuto, picchiata dal compagno ubriaco che si trovava ancora all'interno del loro camper parcheggiato poco lontano. Immaginate un po' la circostanza. Ha raccontato di essere stata colpita all'altezza della mano e della caviglia, un 35enne di origini romene, senza fissa dimora, evidentemente ubriaco, è stato bloccato e condotto in caserma. Nella perquisizione del camper è stato trovato il martello utilizzato per questa aggressione, per cui l'uomo è stato arrestato e condotto al carcere di Montorio con l'accusa di lesioni personali aggravate dall'uso di un'arma bianca. Queste sono state anche le ore del primo bilancio della prefettura di Padova sui controlli in zona rossa e in stazione, proprio nelle ore immediatamente seguenti ai dati che aveva fornito il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi su questo provvedimento fortemente voluto dal Viminale per contenere il degrado delle zone più calde delle città, dei capoluoghi. Il gruppo leghista padovano proprio nelle scorse ore ha fatto il punto sulla situazione con il sottosegretario alla giustizia Ostellari. 28 persone allontanate dall'area della stazione, oltre 5.200 identificati, è il bilancio dei primi 20 giorni della zona rossa a Padova, oltre 600 gli agenti impegnati nei controlli. Questi i dati forniti dalla prefettura per fotografare le prime 3 settimane dall'introduzione del provvedimento, che resterà in vigore fino al 6 aprile. La zona rossa della stazione è l'unica ad essere stata individuata a Padova dopo la direttiva ministeriale inviata ai prefetti per definire aree critiche per la sicurezza dove potenziare i controlli. In stazione a Padova il sottosegretario alla giustizia Ostellari ha incontrato alcuni residenti che si sono detti più sicuri dopo l'introduzione della zona rossa. Permette che cosa? Maggiori controlli, una maggiore presenza di forze dell'ordine e che quindi garantisce un investimento in tema sicurezza. A sentire dalla voce dei cittadini che le cose funzionano, per noi è una grande soddisfazione. Lo stiamo ovviamente facendo non solo a Padova, in tante altre città del nostro paese
e le risposte sono positive ovunque, quindi i detrattori, coloro che che avevano manifestato contro questo strumento, secondo me oggi registrano una loro sconfitta. Perché? Perché non lo diciamo noi, ma lo dicono i cittadini. La zona rossa aveva creato un notevole dibattito in città. Anche parte della maggioranza in Consiglio Comunale si era detta contraria al provvedimento, come le consigliere di Coalizione Civica Chiara Gallani e Marta Nalin. Ma per la Lega si tratta di strumenti a sostegno dei cittadini. Sono strumenti che stanno funzionando bene, rasserenano il vivere civile. Il cittadino si sente protetto e ovviamente lo si fa dove c'è l'emergenza. Il sottosegretario non si sbilancia su una possibile proroga del provvedimento, sarà il prefetto a decidere. Sono strumenti temporanei per loro natura. La temporaneità di questo strumento ovviamente si misurerà nel tempo con sempre con l'organo che ha operato la sua prima istituzione. E andiamo allora a sentire le testimonianze dei residenti della zona rossa della stazione di Padova. Io lavoro in via Tommaseo qui, ecco. Ed ecco perché vedo è proprio la via principale dello spaccio, ecco perché vedo maggiormente lì il miglioramento che adesso è avvenuto con queste zone rossa. Franco Genovese è il portiere di un condominio di via Tommaseo, la via vicino alla stazione all'interno della zona rossa. Dal suo osservatorio privilegiato ha rilevato i cambiamenti avvenuti con i controlli intensificati previsti dal nuovo provvedimento. Sono spariti tutti praticamente, o quasi tutti, quelli che prima stazionavano e che spaventavano la gente. Per cui adesso uno può passare tranquillamente, sia in qualunque orario, sia a mezzogiorno, sia la sera, sia la notte, per dire. Cioè lì non trovi più nessuno che ti contrasta e ti fa paura. Prima la situazione era più difficile a causa della presenza di molti spacciatori. Ti avvicinano col fatto di volerti vendere la droga, ti chiedono se vuoi la droga, questo, quell'altro, e poi in modo aggressivo vogliono che la pigli per forza o comunque se no ti minacciano. Ecco, questo qui non è una cosa accettabile. Il problema però sorge col fatto che nel momento che terminerà questo controllo possono tornare nuovamente e quindi si ritorna nuovamente a prima. Ecco, e questo io non vorrei che avvenisse. Oltre ai residenti, anche chi lavora in via Tommaseo dice di aver notato meno degrado, meno sporcizie e anche una maggiore sicurezza quando si esce dagli uffici a sera tardi, come racconta Luca Rigato, che amministra uno stabile di quella via. Con l'introduzione della zona rossa io ho visto un cambiamento epocale, tant'è mentre prima dalle 10 di mattina fino alle 21-21:30 di sera ogni giorno c'erano assembramenti di persone che stazionavano lì, assembramenti che andavano dalle 15 anche alle 28 persone e quasi esclusivamente di uomini, ecco, che stavano lì a chiacchierare, in attesa che il tempo passasse, a bere e a mangiare, ecco. Adesso non c'è più questo assembramento di persone, c'è normale movimento. L'altra faccia della medaglia è la situazione delle carceri. Ieri mattina politici e membri dell'associazione Nessuno Tocchi Caino sono stati in visita al carcere femminile della Giudecca. Dubbi sulla sezione dedicata in particolare alle mamme con bambini. Abbiamo parlato con una mamma che ha detto che la sua figlia per 6 mesi non è potuta andare all'asilo e solo ad oggi è stato risolto il problema grazie al supporto del cappellano del carcere che accompagnerà presso un asilo privato. Su questo assolutamente va trovato un sistema. Nel corso della visita al carcere femminile della Giudecca con politici, esponenti della Camera Penale e l'associazione Nessuno Tocchi Caino è emerso come la sezione dedicata alle detenute con figli abbia delle lacune soprattutto dal punto di vista della socialità dei minori. È sempre un carcere, anche far entrare una bambina di 5 anni e mezzo che è qui da poco, che ora andrà all'asilo eccetera, però entra sempre da un portone blindato dove c'è una porta eccetera. Non è
insomma, educativo. Io credo che strutturalmente questo ICAM qui di Venezia non sia adeguato per detenere madri con figli piccoli. Ci sono però poi anche altre questioni da affrontare. In Consiglio nell'ultimo periodo ci siamo molto spesi affinché venisse trattato il tema delle carceri e di tutto quello che ci ruota intorno, dal sovraffollamento da un lato al reinserimento lavorativo e di educazione per la nuova partecipazione alla società delle persone ristrette che poi escono. Su questo abbiamo chiesto che vengano formulate nuove convenzioni con le società partecipate del Comune per fare in modo che le persone ristrette possano contribuire con il loro lavoro. Al carcere maschile di Venezia, invece, nel carcere maschile è detenuto Alex Lucchesi in questo momento, il 52enne arrestato, lo sapete, per la sparatoria di Chiarano, il tentato omicidio lunedì scorso del Genero. Abbiamo incontrato il suo difensore e questa mattina è previsto l'interrogatorio di garanzia. Sentiamo cosa ha detto il legale. Anzi no, saltiamo questo servizio regia, perché cercheremo di darvi ulteriori aggiornamenti più tardi invece su questo argomento, perché come detto alle 11:30 c'era l'interrogatorio di garanzia. Ieri il legale ci aveva detto di averlo trovato piuttosto confuso Lucchesi e di non essere ancora stato in grado di stabilire una linea difensiva. Lo incontrava questa mattina, gli aggiornamenti ve li daremo appena possibile. Ci sono indagini dei carabinieri a tutto campo invece a Vigonovo per cercare di chiarire come sia andata la vicenda dei colpi sparati a ripetizione in strada di cui hanno dato testimonianza diversi cittadini con le segnalazioni alle forze dell'ordine. Sentiamo. Nessuno sa cosa sia accaduto precisamente, ma la paura giovedì pomeriggio a Vigonovo è stata tanta. Molti cittadini infatti hanno sentito una raffica di spari, 6 o 7 colpi all'altezza del ponte che porta verso Galta. Nessun ferito, ma molte segnalazioni ai carabinieri giunti sul posto con i giubbotti antiproiettile e che ora indagano per capire chi sia stato e soprattutto perché. Hanno recuperato i bossoli a terra e scaricato le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Tra le ipotesi anche la presenza di una macchina che in corsa avrebbe scaricato i colpi prima di allontanarsi. La targa però sembrerebbe fasulla. Nelle vicinanze c'è un campo rom dove alcune ore prima era stato segnalato un po' di movimento, forse per dei festeggiamenti in corso. A Zero Branco, nella Marca Trevigiana, invece i 2 arresti di 2 soggetti giovani, 23 e 28 anni, da parte dei carabinieri per l'ennesimo tentativo di truffa dello specchietto. Pensate che questi 2 giovani sono stati bloccati dai militari dell'Arma proprio mentre accompagnavano l'anziano preso di mira a prelevare al bancomat. 23 anni lui, 28 lei, 82 lo sventurato automobilista a cui avevano puntato i 2 giovani truffatori di origine nomade per mettere in atto la classica truffa dello specchietto, in questo caso sventata a Zero Branco dall'arrivo dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Treviso, che giovedì pomeriggio 27 febbraio hanno arrestato i 2 truffatori domiciliati a Treviso per tentata truffa aggravata in concorso, mentre accompagnavano l'82enne al posto in Mata di Vionalese 41 per fargli prelevare tra i 200 e i 300 euro a titolo di risarcimento. Che hanno tentato di raggirare un 82enne di Zero Branco con la scusa della solita truffa dello specchietto, quindi hanno fatto credere all'anziano di essere stato il responsabile di un incidente stradale e nell'occasione, paventandogli un rincaro assicurativo, gli hanno chiesto di fare un prelievo al bancomat per risarcire il danno. I 2 truffatori, processati per direttissima, ora si trovano domiciliari a Treviso con l'obbligo di presentarsi per 3 giorni alla settimana presso la stazione delle forze dell'ordine. L'invito dei carabinieri a prestare la massima attenzione e a segnalare episodi sospetti in cui le vittime sono spesso persone anziane. Fanno leva sulla vergogna che sorge in loro una volta che sono rimasti vittime di questi reati. Per cui ecco, il maneggio del contante è sempre sconsigliato, quindi quando vi chiedono dei contanti su strada o altre cose sappiate che nessuna agenzia istituzionale richiede denaro in contante, per cui diffidate ogni volta e chiamate il 112.
E non si fermano, lo sappiamo bene, ve lo raccontiamo purtroppo quasi quotidianamente, i furti nella Marca. Stavolta c'è stato un colpo a Preganziol, le telecamere di un'abitazione hanno immortalato il ladro con in mano addirittura un piccone. Eccolo, immortalato dal sistema di videosorveglianza, il ladro che mercoledì sera ha messo a segno un furto in un'abitazione di Borgo Verde, località di Preganziol. Nelle immagini si vede un uomo con un berretto in testa, in mano un piccone. Sembra atteso veramente un'uscita improvvisa della padrona di casa, perché non era veramente prevista un'uscita, e dopo 13 minuti, perché poi con le telecamere è riuscita a vedere, sono entrati dentro questa abitazione sfruttando un piccone anche abbastanza importante, quindi rompendo tutti i chiavistelli delle porte, degli scuri, e poi anche internamente proprio sono andati ovunque a cercare oro e via, in maniera un po' più dettagliata, cioè proprio cose preziose. Viste le tempistiche, è ipotizzabile che il o i ladri abbiano seguito i movimenti della proprietaria di casa. Vuol dire veramente che era vista, anche perché poi sono entrati, probabilmente si erano accorti che c'erano delle telecamere e sono fuggiti da un'altra uscita dove non c'erano più le telecamere, per magari evitare di essere visti in viso al ritorno, quindi sapevano che erano visti alle spalle, poi magari non hanno visto la telecamera dentro casa che li ha immortalati. Intanto nelle ultime ore sulla pagina Facebook di furti in corso molti cittadini avevano espresso preoccupazione per la presenza di un drone in volo a San Cipriano di Roncade. Ci pensa Demma a rassicurarli. Questa persona mi ha contattato proprio ieri sera, è una persona molto coscienziosa che si è resa conto che il suo semplicemente usare un drone legalissimo, perché ha le patenti e tutto quanto, il drone è a norma e assicurato, ha creato questo panico. Si diverte normalmente a usare il drone, adesso lui ha detto che ritirerà un pochino la situazione. Sappiamo purtroppo che ad oggi non c'è nessun pregresso per l'uso dei droni, e in più diciamo che ahimè abbiamo visto che non hanno bisogno di droni, loro stanno lì, vedono quando usciamo, entrano e vanno via, non vanno a investire migliaia di euro su un drone che alla fine non gli porta nulla. E poi c'è il caso che arriva proprio dalla Marca trevigiana, che è salito alle cronache nazionali e di cui tanti hanno parlato in queste ore, quello delle larve trovate nella pasta servita alla mensa della scuola elementare di San Cipriano di Roncade. Famiglie e sindaco chiedono una risposta urgente alla ditta incaricata del servizio. Non è giusto, dopo si chiedono perché non mangiano. Ci sarà una risposta. Quello che chiediamo è che sicuramente questa situazione si trova una soluzione. Adesso aspettiamo un attimo anche che ci diano delle spiegazioni e anche che ci diano indicazioni su come muoverci, perché sicuramente da parte nostra c'è la volontà di non rinnovare il pasto già a partire da giovedì, quindi vediamo cosa succede quando tutti i genitori in massa si ritroverà la mensa con dei pasti disdetti. Spiegazioni e rassicurazioni, questo chiedono i genitori dei bambini che frequentano la scuola elementare di San Cipriano di Roncade dopo la scoperta di alcune larve nella pasta al ragù servita alla mensa scolastica. Ad accorgersene le maestre, che hanno immediatamente segnalato l'accaduto a ULSS e Comune. È un fatto gravissimo che ci ha visto intervenire prontamente ieri. Sono usciti i nostri uffici, è uscito il biologo incaricato da noi, il quale ha prelevato un campione e mandato al SIAN per le verifiche del caso. Oggi sono intervenuti anche i NAS, ci sono delle indagini in corso. Il Comune assicura di aver monitorato l'operato della ditta incaricata del servizio mensa con una quarantina di controlli dall'inizio dell'anno scolastico. Che derivano da segnalazioni da parte delle famiglie, da parte dei referenti mensa, ma anche dei controlli fatti a campione da parte nostra, da parte dell'assessore che settimanalmente va a controllare all'interno delle mense qual è la situazione. Questi controlli in base al capitolato hanno portato anche a delle penalità. Nel pomeriggio il sindaco ha convocato un tavolo urgente con i responsabili della ditta e con l'istituto comprensivo in attesa dell'esito delle analisi effettuate sui campioni prelevati. Saranno fondamentali, indipendentemente che questa tipologia di verme fosse stata già presente nell'alimento, fosse caduta non so da dove. A me non interessa, quello che mi interessa è la salute dei miei ragazzi, quindi l'azienda mi deve dare delle risposte veloci. Sul caso interviene anche la CGIL, che chiede un incontro urgente con il Comune e la scuola per fare chiarezza sulla situazione della mensa. Intanto emerge che lo scorso 12 febbraio, durante il pranzo, nella mensa della scuola elementare di Fagarè di San Biagio di Callalta, una bambina ha trovato in una polpetta un pezzo di plastica. Il Comune si è subito mobilitato, segnalando l'accaduto alla ditta incaricata, la stessa di San Cipriano, e all'ULSS 2.
che da subito ha avviato i relativi procedimenti, incaricando anche il NAS delle opportune verifiche. Dalle risultanze dei NAS però non è emerso alcuna anomalia nei procedimenti che si verificano al centro di cottura. Siamo in attesa di ulteriori sviluppi, il nostro controllo e la nostra attenzione sono sempre massimi. Ed è durata quasi 3 ore la riunione convocata proprio d'urgenza, lo avete sentito dal sindaco di Roncade, con la ditta incaricata del servizio mensa, con l'istituto comprensivo, i referenti della mensa e il comitato genitori. È stata chiesta all'azienda una risposta che vogliono ricevere giovedì prossimo le famiglie quando riprenderanno le lezioni dopo la pausa di carnevale. Intanto il comune, insieme alla dirigente scolastica, sta valutando la possibilità che i bambini portino il pranzo al sacco da consumare a scuola dalla SUA. La ditta ha spiegato che quel giorno erano stati preparati 280 kg di pasta suddivisi in 64 contenitori distribuiti in 34 plessi di 8 comuni. 7 di questi sono arrivati a Roncade, 2 a San Cipriano, solo in uno sono state trovate le larve. L'azienda ha poi assicurato che verrà organizzato un presidio all'interno di ogni mensa e che si interverrà sui menù scolastici. Nel Bellunese adesso, perché l'ULSS 1 ha fatto il punto sugli interventi sulle piste da sci che sono in consistente aumento. Come si comportano gli sciatori, cosa sbagliano e cosa rischiano? A fare il punto ci prova l'ULSS 1 Dolomiti, che dal 6 dicembre a ieri è stata chiamata sulle piste 1439 volte, con un 18% in più rispetto a un anno fa. Abbiamo movimentato i nostri mezzi su ruote ben 955 volte, abbiamo avuto un 50% in più delle missioni di elisoccorso con 144, questo per dire che bisogna sciare con prudenza, con attenzione, perché sciare è divertirsi anche, e sciare con prudenza, con attenzione vuol dire sciare e divertirsi se stessi, ma soprattutto avere anche rispetto di chi ci sta attorno. Il 50% degli interventi sono stati dei codici verdi, ma purtroppo c'è stato anche un 5% di casi, anche drammatici, da codice rosso, nel 97% dei casi per motivi traumatici. A fare il maggior numero di richieste il comprensorio della Marmolada e quello di Cortina. 87 gli interventi chirurgici che si sono resi necessari, di cui 13 pediatrici. Numeri su cui riflettere, anche con l'aiuto di chi scia per lavoro, invitato a spiegare come prevenire gli incidenti facendo uso di buonsenso, preparazione e prudenza. Nello sci calzano gli sci e vanno già giù probabilmente a 100 all'ora con il corpo ancora addormentato e quindi anche quella fase di ambientamento e riscaldamento secondo me potrebbe essere una cosa molto da curare molto per evitare eventualmente altri infortuni, insomma. E è uno sforzo importante, sarà chiamata la sanità del Veneto anche per presidiare le Olimpiadi di Cortina Milano 2026. Se riusciamo andiamo sulla pagina del Gazzettino, perché ci dice che già 613.000 sono stati i biglietti venduti finora su 1,5 milioni. Gli acquirenti giovani d'Europa, Stati Uniti, Gran Bretagna e Svizzera, col ministro Abodi che era in Veneto nei giorni scorsi e che dice saremo pronti, sarà un successo universale. Gazzettino tra l'altro che fa anche il punto sui redditi dei consiglieri veneti. Barbisani il più ricco, salgono Zaia e Lorenzoni, Mantovan la più povera dell'intera giunta. Questa è la situazione. Allora in regia ci sono Renato Capoia, Marco Gagliazzo, andiamo in pubblicità per qualche istante e poi torneremo con le nostre ospiti. Eccoci di nuovo in diretta. Saluto e ringrazio le 2 ospiti che sono venute a trovarci e che fanno parte di una delegazione cilena di karate che è ospitata in questi giorni dall'amministrazione comunale di Quinto di Treviso e dall'associazione Karate Quinto presieduta da Emanuele Marcon. Allora, alla mia destra Paolina Vicensio Guzman, istruttore di karate tradizionale, ma non dico il resto perché lo direi male. Come la società Veronica si chiama?
Associación de Karate do Shotokan Chihuayante. Molto bene, l'avrei sbagliato. Veronica Mora Gallegos, che è direttore tecnico, mentre Paolina è istruttore di karate. Esatto. Grazie. Allora, Paolina parla spagnolo, abbiamo capito, però comprende l'italiano. L'italiano. Benvenuta. Mentre Veronica ci aiuterà un po' nel tradurre. Allora, fanno parte di questa delegazione cilena di karate, ma c'è una storia nella storia, nel senso che Paolina ha scritto anche un libro che giovedì prossimo presenterà agli studenti dell'Istituto Comprensivo di Quinto di Treviso, che parla della sua vita, dice inizio a vivere a 41 anni, perché Paolina ha una storia non solo sportiva ma anche precedente, diciamo, perché giovanissima, quando però aveva già 2 figlie, è stata incarcerata sotto la dittatura di Augusto Pinochet in Cile. E racconta anche un riscatto attraverso lo sport. Quindi questa sua presenza nella Marca trevigiana, abbiamo detto che questa delegazione è qui per i mondiali di karate che si svolgeranno al Palaverde, e questa delegazione è ospitata al Plesso Pio X, tra l'altro, di Quinto di Treviso, quindi anche il comune che ha organizzato. No? Allora, prima di passare a Paolina, partiamo con Veronica. Siete qui da alcuni giorni, come sta andando? Siamo arrivati lunedì, sempre ospite dal maestro Emanuele Marcon, sua associazione, il sindaco ci ha salutato. Stiamo benissimo facendo allenamento anche a Treviso con il maestro Ofelio Michelan, la sua squadra che è tanto eccellente livello tecnico. Stiamo imparando soprattutto anche per i ragazzi prendere una esperienza di vita importante. È vero che ci sono degli atleti che non erano mai usciti dal Cile, che fanno parte di questa delegazione? Quasi tutti sono giovani che forse non possono avere un'altra possibilità di andare via da soli, senza i genitori, perché è anche troppo costoso. Certo. E possiamo venire come squadra, lavoriamo perché possano venire tutti o quasi tutti. È un'esperienza fantastica. Senta, in Cile il karate sta prendendo piede, oppure leggevo che purtroppo, come spesso accade, ma anche in Italia, diciamo, gli sport che non sono il calcio hanno una differenza di finanziamenti, di movimento evidente, però c'è più possibilità qui naturalmente di coltivare queste passioni. In Cile com'è la situazione? In Cile è più o meno uguale, sempre il calcio è più importante e tutti gli altri arti come questa arte marziale è difficile di avere aiuto economico per fare una gara importante o per andare a tante gare spesso perché possano prendere esperienza. Allora, certo. E allora questa è una buona occasione. Sì, sì. Benissimo, allora brave le amministrazioni che aprono e le associazioni naturalmente che si spendono anche per questi gemellaggi e queste esperienze. Paolina, allora lei porta anche la sua esperienza, cercando di essere abbastanza brevi. Ce la può raccontare? Cosa ricorda, naturalmente tutto immaginiamo e con nitidezza, di quegli anni, e cosa ha raccontato nel libro? E poi proviamo a farlo tradurre dalla nostra Veronica. Mi experiencia tiene que ver con el golpe de Estado en Chile, ¿no? El 11 de septiembre del 73, como es conocido, hubo un golpe de Estado por las Fuerzas Armadas de nuestro país, donde simplemente se eliminó de un plumazo o de una cantidad de armas, se eliminó la democracia establecida durante muchos años en Chile y que en ese tiempo gobernaba Salvador Allende, que es conocido en el mundo porque instaló una experiencia de llegar a un país, a un socialismo de manera pacífica, ¿no? Pero eso evidentemente molestaba a mucha gente de derecha en nuestro país, como en otros países también.
Entonces, esa experiencia o ese intento de un cambio a través de la democracia, de cambiar un país, fue truncado, cortato por los militares de mi paese. Chiedo scusa, la fermo. Penso che comunque i nostri telespettatori abbiano capito. Insomma, Paolina fa riferimento al golpe che ha portato alla destituzione e poi all'uccisione di Salvador Allende in Cile nel 73. Lei aveva quanti anni, Paolina? ¿Cuántos años tenía en ese tiempo? 24 años. Quindi giovanissima, Jovencísima, già sí. mamma, Ya con era una madre. famiglia. Con dos hijas, y esas dos hijas vivían conmigo, yo estaba divorciada ya, vivían conmigo en casa de mis padres. Todo estaba normal, pero ese día del golpe me tomaron detenida a las 8 de la mañana, el 11 Lei si è de trovata septiembre. incarcerata. Con quali motivazioni? Nunca supe por qué. Non ha mai saputo perché. Nunca me preguntaron qué había hecho para tenerme presa. Pero sí, de a poco, como transcurrió mi historia, me fui dando cuenta que el que me tuvieran presa largos años, largo tiempo, tenía un motivo, y ese motivo era quitarme a mis hijas, ¿no? Legalmente quitarme a mis hijas. Portarle via le figlie. Perché il marito era sostenitore de Pinochet. Y tenía mucha influencia en mucha gente, y por lo tanto me mantuvo presa. Después tuvo presa a todo el resto de mi familia, a mi madre, a mi abuela, a mi padre, y el resto de la familia tuvo que arreglárselas económicamente como pudo, pero atentos a qué podían hacer. Todas mis familias no tenía idea, el resto de la familia que estaba libre, mis hermanos, que eran cuatro más, estaban en casa creyendo absolutamente que tanto mi padre y yo estábamos muertos, que nos habían matado porque habíamos sido detenidos el mismo 11 de septiembre. Chiedo scusa, qui forse sulla famiglia non ho capito tutto, se Veronica ci può Perché spiegare. la famiglia non sapeva riesce a guardare più la telecamera che può, questa qua davanti, ecco qua. Veronica, grazie. Sua famiglia non sapeva del suo padre e di Paolina per 4-5 mesi mentre loro erano incarcerati, allora pensavano che erano morti. Quindi terribile. E lei quanto è rimasta in carcere? ¿Cuánto tuviste? Estuve desde el 11 de septiembre hasta el 4 de febrero de 75, de 1974, perdón. 6 meses. E quando è uscita cosa ha trovato? Cuando saliste, ¿qué hiciste? Cuando salí expulsada de Chile junto a mi padre a Argentina, a Buenos Aires. Desde allí intenté por todos los medios, incluso Naciones Unidas, de contactarme con mis hijas. Siempre quise llevármelas conmigo, ¿no? No fue posible. Non ha più ritrovato le figlie? No pude ni contactarlas las veces que llamé por teléfono. No podía hablar con ellas porque no lo permitían. Entonces, me fui distanciando de ellas, aunque día por medio yo escribía una carta que la mandaba por correo, timbrado los sobres, y esas cartas las recibí de vuelta en 1980 gracias a una abuela de mi ex marido, sin que mis hijas las hayan leído nunca. Quindi non è riuscita a sapere nulla delle figlie? Sì, e lei scriveva lettere per le sue figlie tutti i giorni e dopo tanti anni le hanno dato quelle lettere senza aprire. Senza che nessuno le avesse aperto, insomma, quindi c'è tutta una vicenda familiare dolorosa, credo, per una mamma naturalmente legata a questo. Poi lei ha vissuto anche gli anni dell'esilio. Empezó el exilio en Argentina, en Buenos Aires, pero unos meses después viajé a Suecia, ¿no? Que me recibió como refugiada política. ¿Por qué Suecia? Por dos razones. Tenía chilenos que habían sido expulsados a Suecia, amigos, y porque pensé que desde Europa, desde Suecia, podía contactar otras organizaciones que me ayudaran
a mi objetivo, que era reunirme o por lo menos ver a mis hijas. Ecco, per cui prima a Buenos Aires, in Argentina, come molti cileni che scappavano sì. naturalmente dal regime, poi in Svezia. Perché ha avuto un'accoglienza importante e lei pensava che poteva ricevere qualche aiuto per prendere le sue figlie. Per trovare le sue figlie, ma non è andata così. No fue posible, no obtuve, a pesar de Naciones Unidas, la Cruz Roja Internacional, Reda Barnet, que es una organización europea, y todos los intentos que yo hice no tuvieron resultado. Y cada vez el silencio era lo che io recibía de mis hijas. No? Quindi lei si è fatta l'idea di essere stata incarcerata senza motivo, naturalmente, puramente perché il marito ha voluto togliere le figlie in questa maniera. Senta Paolina, poi c'è stato appunto questo, lei naturalmente si è dovuta rifare una vita e com'è avvenuto l'incontro col karate? Cuando regresé a Chile en 1989, ya pudiendo entrar a mi país, vi un letrero en un negocio de que en mi comuna, que es Chiguayante, estaban impartiendo clases de karate. Siempre me había interesado el karate, siempre había sido deportista, por lo tanto le dije a mi marido y a mis otros 2 hijos, vamos a hacer karate, y fuimos los 4. Ecco, chiedo scusa. Quindi y la profesora era ella. Al ritorno a Chile, nell'89 in Cile. Lei aveva una famiglia, un altro marito e 2 figli piccoli e sempre lei voleva fare questo karate, questo arte e ha trovato in Chiguayante, in quella comuna, un annuncio che diceva classe di karate. E sono andati alla palestra mia siamo conosciuti. Abbiamo una conoscenza di vecchia data, insomma. Y de eso hace 30 años. Complimenti. 30 anni, sì. Senta, lei ha scritto anche un libro. Cosa racconta? Qual è il messaggio che vuole dare ai ragazzi, soprattutto con questo libro? Con este libro quiero contar la historia que pasó, de qué forma me quitaron a 2 hijas, me hicieron renunciar a la tuición de ellas para que mi padre, mi madre y mis hermanos no los mataran. Me pusieron ante una elección imposible. Entonces, no pude contar mi historia, no pude hacer nada en ese entonces, pero siempre la traía como una gran carga, como un gran peso, y pensaba que esta historia yo de alguna manera tenía que contarla al resto para que les sirviera y nos sirviera a todos para darnos cuenta la importancia que tiene participar en las decisiones que se hacen en su país, en mi país en este caso, para evitar que por gente que se conoce o que tiene poder use ese poder para hacer cosas como esta, ¿no? Para destruir la democracia, para hacer que un gobierno autoritario decida y haga y la gente amiga de ellas reciba los favores. Aspetti che proviamo a sentire, ecco Veronica. Lei vuole dare questo messaggio che l'importanza della democrazia in tutti i paesi, che non si veda che quello che sono amici o vicini al governo possano prendere favori che siano non corretti. Certamente, quindi raccontare quella che è, sappiamo, non so se riusciamo, ecco qua il libro che ha scritto Paolina, raccontare quello che è una vicenda di cui per tanto tempo si è detto troppo poco, senza dubbio, il colpo di Stato in Cile, e appunto avere cura della nostra democrazia. Approfitto. Cosa ne pensa anche di quello che sta succedendo negli Stati Uniti? Non so se ha visto il presidente Trump con il presidente Zelensky in questi giorni, cioè, che impressione le fa?
Justamente lo que te decía, ¿no? Debemos comprometernos en cuidar la democracia en cualquier país, porque la democracia, está demostrado históricamente, es la única posibilidad que tenemos de ponernos de acuerdo para hacer cosas que sean beneficiosas para todos. Y eso es un poco el mensaje que quiero mandar con el libro, pero también a través de lo que me ha pasado a mí, después de escribir el libro, que lo escribí hace ya varios años. No es broma lo que puede pasar. Lo vemos con Trump, lo vemos con Putin, donde gobiernos autoritarios usan su poder para hacer prácticamente lo que quieren. Y eso no es bueno para los habitantes de cualquier país. Ecco. Lei dice che la democrazia è l'unica strada per fare quello che la società ha bisogno di imparare, di avere. L'esempio di Trump, di Putin, che fanno quello che vogliono fare con la società, con questo che non è una democrazia. Certamente, per cui ¿sente preocupazione per la democrazia nel mondo? Siento preocupación justamente por tantos países, tenemos Argentina, por ejemplo, también, y otros países que optan o buscan una vía no democrática para solucionar sus problemas, pero en realidad solucionan los problemas propios, no los que tienen cada pueblo de cada país. Certamente, grazie Paolina. Veronica, torniamo al karate perché abbiamo pochi minuti ancora. Allora, cosa vi attende in questi giorni prossimi? Adesso solo fare allenamento, migliorare concentrazione e fare la gara lo meglio che possano fare questi Quando agonisti. Si svolgerà? Sabato 8 e domenica 9 a Ponzano, al Palacicogna di Ponzano, che è la Hair Cup è una gara internazionale. Benissimo, quindi una bella responsabilità. Sì, una sfida importante. Siete emozionati? Tanti. Sì. Ecco, una delegazione, abbiamo detto, di 11 atleti e 3 accompagnatori. Come vi trovate nelle scuole che vi hanno allestito per ospitare? Noi un albergo 5 stelle. Benissimo. Ringraziamo sempre il maestro Marcon, al sindaco, a tutta la comunità del Quinto di Treviso. Esatto, perché è stata davvero, c'è una tradizione bella nel nostro territorio di karate, no? E come dice lei anche un'opportunità per migliorarsi con dei maestri di livello. Poi insomma Emanuele Marcon è da tanti anni davvero impegnato, lo ringraziamo perché penso vi abbia accompagnato qua, no, Emanuele? Ecco, vi ha accompagnato qua, sta seguendo questa bellissima iniziativa, ce l'ha anche anticipata dicendo guardate che è bello raccontare sia questa iniziativa che facciamo che poi naturalmente la presenza di Paolina, perché legare lo sport a quello che è anche l'impegno civile e insomma di tutti noi è anche uno dei messaggi che dà lo sport. Ci sarà modo di venirvi a vedere in queste gare? Ci sarà pubblico, immaginiamo di sì? Sì, è pubblico, sì. Comincia alle 8 fino a mezzogiorno. Più o meno, perfetto, quindi sono 1100 atleti che fanno la gara. Però, quindi una bella esperienza. Atleti immaginiamo che provengono da dove? La maggioranza italiani, noi cileni, ho visto Germania, la Svizzera, Austria e Israele. E anche, ecco, vedi, perché poi lo sport unisce, no? A prescindere da tutto quello che sta... Lo stesso linguaggio nel dojo. Bravissima, che sta succedendo. Allora, vediamo un attimo, regia, io ringrazierei le nostre ospiti, in chiusura chiederei gentilmente di mandare, se possibile, Renato, in regia, un'altra iniziativa di solidarietà che ci piace raccontare
raccontare, che arriva da Padova, una storia di solidarietà che unisce due culture in nome della carità verso i più bisognosi. Siamo a Ponte Vigo d'Arzere. Nel frattempo io saluto e ringrazio le mie due ospite, allora Paulina Vicensio Guzman e Veronica Mora Gallegos. Grazie perché siete state veramente gentili e delle testimonianze molto belle. Grazie a voi, in bocca al lupo a questo punto, diciamo noi, per le gare, ma da quel che vedo non ho dubbi che sarete forti e determinate. Regia, per favore, quel servizio e poi diamo le indicazioni per i nostri programmi. Uniti nella carità verso i più bisognosi, la parrocchia di San Giovanni Battista e il centro culturale islamico Al-Nur di Ponte Vigo d'Arzere in queste settimane hanno messo in campo insieme una raccolta di cibo e indumenti da destinare all'asilo notturno del Torresino. La donazione avviene in concomitanza con l'inizio del Ramadan e della Quaresima, che quest'anno cadono nello stesso periodo. Domani Ramadan e mercoledì comincia invece il tempo della Quaresima, dove è fondamentale anche nella vita della comunità cristiana è ritrovare il senso della sobrietà per la condivisione e il sentire, come diceva il nostro Rajan, il sentire nella nostra pelle che cosa significa aver fame per poter essere ospitali nella verità. Solo una strada divide la parrocchia di Don Daniele e il centro culturale islamico, di cui si è fatto portavoce Raja Iftikhar Khan della Commissione Stranieri. Insieme hanno deciso di sensibilizzare i loro fedeli alla carità, pilastro sia del cristianesimo che dell'Islam, hanno spiegato. È così che in poche settimane hanno raccolto coperte, indumenti, cibo e beni per l'igiene personale che, attraverso il coinvolgimento dell'assessora al sociale Margherita Colonnello, sono stati consegnati all'asilo notturno del Torresino, che ogni giorno ospita e dà rifugio notturno a senza tetto e bisognosi. Un gesto di comunità che unisce due culture in nome della solidarietà. Allora il tempo a nostra disposizione è terminato, grazie ancora a Renato Capoia, Marco Gagliazzo in regia. Vi ricordo che dopo di noi andrà in onda il nostro settimanale dedicato all'agricoltura curato dal nostro Lucio Zanato alle 14:30, il film Oltre la notte, film tedesco che ha una trama molto interessante, con un'esplosione di una bomba in una comunità turco-tedesca ad Amburgo, la polizia che interviene e poi tutti i risvolti. Naturalmente non perdetevelo. Grazie ancora e un buon pomeriggio a tutti. Arrivederci.